A marzo 2020 l'Istat stima, per le vendite al dettaglio, flessioni rispetto a febbraio pari al 20,5% in valore ed al 21,3% in volume. A determinare l'eccezionale calo sono le vendite dei beni non alimentari, che diminuiscono del 36% in valore e del 36,5% in volume, mentre quelle dei beni alimentari sono stazionarie. Su base annua, a marzo si registra una diminuzione delle vendite del 18,4% in valore e del 19,5% in volume. Allarme e occupazione per il Sud. A pesare sarà, secondo un focus di Banca Italia, la pandemia da Covid-19. L'incidenza di contratti temporanei stagionali è particolarmente elevata nelle regioni meridionali, soprattutto nel periodo estivo a cui stiamo andando incontro. Nel Mezzogiorno il peso delle attivazioni temporanee complessive supera il 70% in tutte le regioni, mentre al nord si attesta intorno al 50%. Quindi è ragionevole pensare che al sud potrebbero manifestarsi significativi cali dell'occupazione già dai prossimi mesi, secondo la Banca d'Italia. La crescita economica dell'area euro si è ridotta ulteriormente, portandosi all'1,2% nel 2019 dall'1,9% dell'anno precedente. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel rapporto annuale. Nel 2019 i mercati del lavoro dell'area euro hanno continuato a mostrare un miglioramento. Il tasso di disoccupazione ha segnato un'ulteriore flessione al 7,6%. Ancora in calo l'inflazione, che si è attestata all'1,2% in media ogni anno, in calo rispetto all'1,8% del 2018. Per Me Salute è il servizio di Intesa Sanpaolo che consente di prenotare visite mediche in maniera totalmente digitale, via app, sito e da call center. Attualmente è disponibile solo per i clienti della banca, ma presto lo sarà per tutti. Maurizio Cortese, AD di Intesa Sanpaolo Smart Care. Oggi abbiamo una copertura in tutte le regioni italiane, quindi un servizio estremamente distribuito nel Paese. Conta circa 90.000 strutture, quindi tra operatori, quindi medici, persone fisiche e strutture ospedaliere. La cosa interessante è che non è un'assicurazione, è un servizio e quindi consente anche a chi è titolare di una polizza assicurativa di vedere comunque avere la possibilità di accedere a questo servizio e pagare ovviamente di meno e quindi erodendo di meno il proprio plafond di copertura. Oggi abbiamo oltre 260.000 utenti che si sono iscritti. L'altra novità che abbiamo aggiunto da poco tempo è la possibilità di estendere fino a 6 aderenti il proprio contratto, quindi io posso includere fino a 6 persone del mio nucleo familiare, della mia cerca amicale, le persone che potranno beneficiare di questo servizio.